Dentro una palestra tutti i sabati alle 6, con la mamma fuori ad aspettare sui gradini. C'era un ragazzino, si chiamava Cassius Clay, era una farfalla coi guantoni e i calzoncini. Cominciò così, fra il sudore e la speranza, ma lui era già un campione fino dall'adolescenza, ed è passato il tempo sopra i lividi e sul cuore, e quando tira vento, se lo vedi camminare, adesso trema, 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 ma non per paura. E insieme ama, 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 come amava allora. Salire sopra quel quadrato e fare a pugni con la vita, perché non è un cazzotto a farti male o a lasciarti una ferita. Mi ricordo il Vietnam e lui che non se la sentiva di sparare a caso senza avere una ragione. Guarda cosa fa la gente, quel ragazzo non capiva, lui faceva botte ma soltanto per passione. E poi gli anni 70 con il mondo che cambiava, viva l'uguaglianza, come un pazzo lui urlava. Con un nuovo nome Ali lottava per un sogno, delle sue vittorie non ne aveva più bisogno. E adesso trema, 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 ma non per paura. E a volte lui si mette in guardia e ride come fosse allora, eppure sembra di vederlo ancora, spavaldo e poi spietato, davanti all'avversario, e solo con lo sguardo metterlo al tappeto. Trema, 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 ma lui è sempre un gigante che ancora lotta, denti stretti lotta, e alla fine vince contro un nemico senza gambe e braccia, ma che è molto più cattivo. Ti rode dentro e non ti guarda in faccia, poi ti cambia anche il sorriso. Quando vedo sopra un muro la parola pace, o quando vado a correre ogni sabato alle 6, mi ritorna in mente quella faccia e quella voce, mi ritorna in mente Cassius Clay.